Ho 65 anni e sono da sempre una camminatrice appassionata e instancabile. Mi piace l'aspetto mentale del camminare, ma che in montagna questa mia passione non mi avrebbe aiutata più di tanto è stato chiaro subito. Camminare in città o comunque su un terreno piano e regolare e camminare in montagna non sono affatto attività equivalenti. Avevo parecchio da imparare, più di quanto non immaginassi. La buona notizia era che se mi fossi allenata su qualche percorso che presentasse almeno un minimo di dislivello, avrei potuto iscrivermi a un gruppo di escursionisti, i seniores, adatto alla mia età. La seconda buona notizia riguardava la possibilità di frequentare, nella primavera dell'anno seguente, un corso base per principianti. Così, nell'autunno di 2 anni fa, desiderosa di spazi aperti, di natura incontaminata e libertà, mi sono iscritta alla Società Alpina Friulana. Mi chiamo Rinaldo e vado in montagna perché mi piace, mi è sempre piaciuta fin da giovane. Io sono Antonella e vado in montagna, diciamo, da sempre. Da quando ero piccolina i miei andavano in vacanza in montagna. Io sono Gildo, pensionato, vado in montagna perché in montagna è un punto, possiamo dire, di riferimento, di relax, anche di fatica. Io sono Antonio e ho sempre frequentato la montagna, prima in solitudine, perché avevo scoperto che era una componente della mia vita indispensabile. Mi chiamo Rosanna e vado in montagna da 7-8 anni in modo costante. Sono Elsa, vengo da Trieste. Mi chiamo Pietro, Pieri per gli amici. Io mi chiamo Paola, ho 62 anni. Vado in montagna perché è una passione che mi ha instillato mia moglie. Ci ho sempre vissuto la montagna. Montagna è per me stare bene. Vengo perché mi piace moltissimo, ho sempre camminato, ma non in montagna. Io vado in montagna perché mi fa stare bene. Frequentavamo la Valpusteria e bambini nello zaino si andava per boschi, per mirtilli, per arnica. Poi ho avuto la fortuna di incontrare mio marito, che anche lui è un escursionista, per cui la cosa poi è proseguita in coppia. Per noi era fondamentale avere questo contatto strettissimo con la natura. Ho cominciato, diciamo, sui non giovane e ho scoperto un mondo nuovo. Alla fine, una volta arrivata alla pensione, ho deciso di riprendere questa attività lasciata molto tempo prima e con grande soddisfazione. Durante la mia infanzia, la mia giovinezza, ho fatto tantissima attività sportiva, però era attività agonistica, invernale, quindi sci. E verso i 25 mi sono fatta un corso roccia per vedere se questa montagna era veramente sentita. Sì, era sentita, ma preferivo i piedi per terra, quindi dalla roccia sono passata all'escursionismo e non l'ho più mollato. E invece non avevamo proprio la cultura della camminata, cioè ci mancava completamente, non era, diciamo, non rientrava fra le nostre opzioni. Andavo con amici, sempre in 2, in 3, non di più, e ad un certo punto ho cominciato a guardare in alto. Prima ho tante escursioni, ho cominciato a pensare che quei matti che vedevo prima arrampicare mi cominciavano a incuriosire. Ho incominciato ad andare in montagna in età adulta perché mi parlavano sempre di questo gruppo che faceva bellissime escursioni. Io non avevo occasione e quindi ho iniziato e mi è piaciuto. Prima andavo, però poco, per i miei impegni di lavoro, di famiglia. Poi quando entrambi siamo andati in pensione abbiamo iniziato con più frequenza e occuparsi di qualcosa sempre di più impegnativo per quanto riguarda le nostre performance, tra virgolette. Invece da quando sono andata in pensione mi sono ritagliata questo spazio. Mi sono iscritta al CAI. E allora mi sono iscritto al CAI, io molto tardi mi sono iscritto al CAI. Il mio battesimo di fuoco è avvenuto su una montagna dal nome impronunciabile, il monte Mørslivrch.
Per la prima volta ho sperimentato la fatica, il peso dello zaino, il sudore che annebbia la vista, il terreno sdruccioloso di fango e foglie, l'insidia delle radici bagnate, la difficoltà della salita e più ancora della discesa. Eppure non è stata una brutta esperienza, al contrario. Come per ogni prova impegnativa, il cui esito alla fine è positivo, il ricordo è bello. Ho scoperto un'altra dimensione, ma soprattutto ho scoperto un altro mondo nel CAI. E questo mi ha fatto capire come la gente di montagna, nella compagnia, nell'affrontare anche le difficoltà, ecco, perché quando si è giovani si guarda anche la prestazione. Era una sfida contro noi stessi, quindi si guardava il dislivello, si guardavano le ore, si guardava la cima, chi ci arrivava prima. Le difficoltà, il ramponare sul ghiaccio, eccetera. A 30 anni forse si è più spericolati. Ho rischiato, ho fatto un bel volo. E poi pian piano negli anni invece, anche perché fisicamente è una cosa abbastanza tosta, negli anni abbiamo cominciato a capire che forse andare più lenti e guardare il panorama e guardare la cima e puntarla, ma sì, lentamente, guardando in giro, era la cosa migliore. E ho scoperto l'altra dimensione, lo slow trekking chiamerei, è la vera dimensione della montagna e che con l'età la godo ancora di più. È un ambiente che mi piace, la possibilità di conversare, siccome siamo animali sociali, per conoscere noi stessi abbiamo bisogno di confrontarci con altri. Per cui è una cosa che ho scoperto molto tardi ed è stato un piacere, nel senso che è venuto meno quell'aspetto, diciamo, di sfida che era tipico della, diciamo, della giovinezza. Ti maturi, sei più maturo, sai come prendere la montagna, come affrontarla. E adesso ci facciamo proprio delle belle camminate senza la necessità di strafare, di superare dei limiti, però con una bella soddisfazione. Sono stanca ma sono rilassata, sento che il mio corpo in qualche modo ha dato e sta meglio. La fatica e quindi la stanchezza danno una bella sensazione di vitalità. E a livello di testa è una liberazione incredibile, perché arrivi in posti silenziosi con panorami stupendi e tutto quello che entra negli occhi entra nell'anima e ti rilassa. Il corso mi ha dato una serie di nozioni di base sulla montagna e una consapevolezza che mi mancava. Fondamentali, oltre alle lezioni teoriche, sono state le uscite in ambiente naturale, grazie alle quali ho potuto capire e correggere certi errori di postura che mi rendevano sia la salita sia la discesa più difficili e faticose di quanto non avrebbero dovuto essere. La fatica di affrontare un percorso, la preoccupazione in qualche momento di non farcela, poi la soddisfazione di esserci riuscita, è una cosa molto appagante, cioè è proprio una cosa che dà piacere, anche fisicamente fa stare bene, insomma. Da senior si va in montagna con calma, godendosi più i posti che sono meravigliosi, che cambiano continuamente, puoi tornare allo stesso posto 10 volte, sarà 10 volte diverso. Da senior col gruppo dei senior benissimo, se devo andare col gruppo dei giovani no. Più vado su e più mi sento di andare, posso dire, non dico la mia età, mi trovo bene così. La voglia di alzarmi al mattino, sapere di andare da qualche parte, ti fa alzare con qualcosa in più, con uno spirito ben diverso. Non appena ho cominciato a muovermi con maggiore scioltezza e sicurezza e la tensione delle prime volte è svanita, mi sono divertita tantissimo. Anche perché ho avuto la fortuna di capitare in un gruppo di persone molto simpatiche, di tutte le età, animate sin dall'inizio da un bello spirito di squadra. Molte cose le ho apprese dagli esperti che spesso si uniscono al gruppo o ne fanno parte, ma in più di un'occasione è stato qualche compagno di escursione che mi ha fatto notare, di volta in volta, un'orma di un animale sulla neve,
un fiore raro, il rudere di una fortificazione della Grande Guerra, la consapevolezza che non è importante dove vai, ma soprattutto con chi vai. Stare insieme ai seniores è un continuo arricchimento delle persone. C'è uno scambio di informazioni, uno scambio di esperienze. Tutti raccontano le cose che a loro piacciono, per cui, che ne so, c'è quello che è espertissimo di botanica, quello che ha fatto l'Himalaya, ed è un continuo arricchimento, e questa è una cosa che a me piace molto. E poi quando sei in gruppo ti sembra di avere una marcia in più, perché c'è quello che va, quello che sta lento, e quindi tu ti puoi regolare a seconda di come ti senti quel giorno, perché i giorni non sono tutti uguali chiaramente, e quindi nella compagnia trovi sempre il modo per andare avanti. E se sei stanco ti tira qualcuno, fisicamente e anche mentalmente, e il gruppo quindi è vincente sicuramente. Beh, a livello psicologico per me è fondamentale lo stare insieme agli altri. Sì, mi piace condividere. Perché c'è sempre la battuta, la barzelletta, la stupidaggine, si torna bambini e quindi è estremamente gratificante stare nel gruppo. Vedo che c'è unione, se c'è qualcosa ci si dà una mano, ci si viene incontro. Il contatto della gente che non ho in paese, che lo trovo in montagna. Per un tipo solitario come me è significato anche conoscere altre persone che hanno la mia stessa passione. E questo è l'elemento in più, l'elemento aggiunto, perché sì, all'età nostra si mollano un po' i freni, quindi ci si diverte di più. E chi toglie mistero resti preso nella sua rete di faccende e lasci a noi un ozio salutare da contemplante. Ci sono gli accompagnatori, perché i seniores si muovono sempre con accompagnatori che hanno fatto ricognizione, hanno controllato le condizioni dei sentieri. Sai dove vai, sai cosa farai, ti precede qualcuno che è più esperto. Perciò anche a livello psicologico è un qualcosa di assolutamente impagabile. Non sei mai in situazione di pericolo perché loro prevedono e quindi evitano che il gruppo si trovi in difficoltà. Questo logicamente dà una sicurezza incredibile. Credo che non potrò mai dimenticare l'ultima escursione. Ho in mente tutto il percorso, con un'emozione che tuttora persiste per la varietà e la grandiosità del panorama. Ma rivedo soprattutto quel tratto dove il paesaggio diventa roccioso, lunare, e in certi punti bisogna arrampicarsi servendosi delle mani. Ricordo il contatto con la roccia, gioia allo stato puro. Uscire ogni 15 giorni significa mantenersi ad un livello di prestanza fisica proprio importante. Quello che è cambiato soprattutto è il benessere fisico e anche psicologico, devo dire, perché questi spazi aperti ti aprono un po' l'anima. Aiuta a mantenere un grado di forma fisica e soprattutto psichica. A livello mentale mi rilassa un po'. Fisico, beh, si può dire, c'è più agilità, più movimento, sto bene. Migliora la qualità della vita proprio perché ti mette a confronto con quelle che sono le limitazioni che invece sono collegate a uno stile di vita, diciamo, sedentario. Ed è un modo anche per mettermi alla prova, per controllare questo corpo che in qualche modo cambia, si modifica. E sono riuscita perfino a smettere di fumare pur di riuscire a stargli dietro, perché fumare e camminare, cioè, sono due cose che veramente non stanno assieme, no? Non sento nessun dolore io in montagna,
Cosa che invece a casa ho tutti gli acciacchi. Cioè rimettere in circolo tante endorfine è stato, diciamo, un bel mix che ha dato dei buoni risultati. Ti rilassa, ti fa star bene. Il respiro, già, si è imparato a respirare, è molto molto come sciolto, va là, non faccio, è bellissimo. Andare in montagna è da stimolo anche a tenere il fisico in funzione. Infatti io, nonostante la mia bella età, che non voglio dirvi in questo momento quant'è, perché quando raggiungi una certa età e riesci ancora a fare determinate cose, uno si ritiene assolutamente soddisfatto e felice. C'è tutto un beneficio collegato, è tutto uno star meglio, oltre ad aver paura di far brutta figura con gli amici ovviamente, per cui uno si dà da fare. Sono stata molto aiutata, con generosità e leggerezza. Avere la sicurezza di non essere sola è stato fondamentale. Mi rivedo sulla sommità di un pendio erboso molto ripido e scivoloso in preda al panico. Resto immobile finché arriva qualcuno che mi guarda negli occhi per farmi tornare alla realtà e mi dice: fidati dei tuoi scarponi. Con quella frase non si pretendeva da me un atto di fede, ma un ragionamento. La valutazione razionale della situazione, degli strumenti dei quali disponevo e delle mie capacità. Ha funzionato. Da allora, fidati dei tuoi scarponi, è diventato il mio mantra quando sono in montagna, ma a pensarci bene non è da escludere che potrebbe rivelarsi di qualche utilità anche in altri contesti, non necessariamente montani.